Benvenuti a tutti, siamo qui per entrare alla nostra dente a Caviola. Siamo nell'ufficio della Proloco de Caviola con il presidente Michele Costa. Noi intanto ringraziamo, benvenuti alla nostra trasmissione e scominciamo intanto con magari descore in fiade della Proloco de Caviola. Ti sto presidente da quanto? Mi sono presidente in realtà da poco, perché si parla di un periodo di pochi mesi e comincia questa primavera a fine marzo. E diciamo che è stato un periodo abbastanza lungo in cui è stata la presidente Graziella Busin, che attualmente lei è presidente onorario della Proloco, e si aveva creato una situazione in cui era bisogno di incendere ricambio, e in seguito a un paio di assemblee, diciamo nelle così popolari qua a Caviola, si è fatto avanti un gruppo di persone e diciamo che è stato un rinnovamento nel Consiglio. Però tocca dire la verità, il Consiglio è veramente ben fornito, diciamo. Per quanto riguarda i giovani che in del Consiglio, tocca dire la verità che sono sempre tutti ben presenti e fanno anche un consiglio abbastanza da spesso. E sono, al di là di qualche problema ogni tanto, però sono da spesso in tanti. E più che altro è stato all'inizio, quando è stato questo rinnovamento del Consiglio, che a tanti dove è stato domandato se avesse, dove intende intorno ai 20 anni proprio, sì, che è stato domandato se avesse volesse partecipare, ecco chi là avesse qualche difficoltà in più. Nel senso che no per un motivo, no per un altro, alla fine in realtà no. Diciamo che ne qualche un, però sulla massa che le è stata domandata, i pitanti gli ha detto di no, che interessava. Così. Purtroppo mi tocca dirlo. Spero che insomma questa trasmissione la serve anche magari a dare de voi a Dison da far parte di un'associazione come questa che l'hai de volontariato, quindi diciamo che le tutte persone che lo fa proprio per la voglia del fa e per la passione, diciamo anche proprio per il paese. Vorrei mi correggere un attimo, intendone se c'è Genede dove c'è un bel gruppo, però ce ne stata anche tanti che proprio ha detto no, ma mi forse penso che sia anche una questione come di come che magari la polizia impostata dalla Proloco o come che lei imposta un certo tipo di attività, no? Di attenzione rispetto alla Proloco o alle attività del volontariato stesso. No? Esatto. O come magari anche che l'avem vista, perché tante volte magari i dove hanno idea che non è quella che poi alla fine... Esatto, magari ti cerchi di organizzare un certo tipo di manifestazioni e ovviamente diciamo che a seconda della manifestazione ti può avere l'interesse del dove piuttosto che di un adulto, eccetera. Ovviamente se uno si rispecchia negli interessi di quel che viene organizzato, ha più difficoltà. Non vuoi fare una critica assolutamente all'amministrazione che era prima, anzi perché se la Proloco de Caviola è ancora in piedi e lei è così fiorente, diciamo, come attività, bisogna ringraziare solo che il Consiglio. Ma anche perché le belle sentì, alla fin Caviola è un piccolo centro, non è un centro grandissimo, quindi senti insomma che un'associazione la va bene, non è insomma da duce, ecco, magari le tanti paesi più grandi che però hanno iniziata la collaborazione o magari va a periodi, perché periodi magari la dente è più libera, periodi magari la lascia perdere o sì, le anche belle sentì insomma. Ma diciamo le persone che entrano nel vostro ufficio e lo turisti e lo dente da qua e lo... Sì. La più gran maggior parte le turisti che vengono e domanda informazioni di ogni tipo, veramente mi è capitata una volta che ero qua, una delle domande più strane che hai sentito è stata una signora che è entrata e la domanda se la poteva sapere qual è che era la durezza dell'acqua qua. E allora se che dà l'informazione, se che dice il numero di riferimento del BIM per dire che la gestione dell'acqua,
e signora lasciamo questo numero qua, perché ti capita domande anche di quel tipo là, insomma, no? E dopo le domande più normali che vengono fatte più frequentemente, come le passeggiate facili che può essere, piuttosto che voi dia vede questa manifestazione, eccetera. Le manifestazioni della settimana, ovviamente l'argomento che il turista ha interesse a conoscere, perché ha bisogno di sapere, cioè ven qua e vuol sapere tutto quel che ha a disposizione, tutto quel che poi vede e fa. Esatto. Ma allora, diciamo, per il turismo proprio del paese, un'associazione come questa, diciamo, la concorre o come fa la diciamo, concorre anche proprio per la sviluppare, perché insomma il turismo che vuol sempre tenere. Sì, sempre che dà nuove robe, sempre non si può sentare su quel che magari già sa. Sono d'accordissimo. Allora, intanto partendo proprio dal discorso della gente che viene qua, che domanda, secondo me a livello proprio dell'informazione delle persone, una delle robe più utili che si può fare, perché la gente ha bisogno di sapere che le da fare, che si può fare, che le. Perché magari da spesso la gente che sta in un posto la dà per scontate robe che scontate non le per chi che viene da fuori, no? E già questa è una roba molto importante. Dopodiché attività importanti che fa la Proloco qua è che la deve organizzare certi tipi di manifestazioni, non con poche difficoltà, perché insomma, anche perché sempre volontari, quindi insomma non è una roba così. Sempre del volontariato si parla, sì. Come difficoltà che c'è a te, sono aduta anche a pensi perché viene incontro proprio a chi che viene a passare un po' dentro la vostra valle? Le difficoltà più grosse, sicuramente la difficoltà più grossa è le risorse, perché noi qua la sede dell'ufficio è una sede fornita gentilmente il comune, il proprietario, quindi la possibilità di avere questo ufficio è grazie all'amministrazione comunale, la possibilità di mandare avanti le attività le legate tutte al volontariato, che non si risolve solo nei consiglieri che partecipano, ma anche a tutte le persone che non so fa una torta quando che è la manifestazione, piuttosto che venire da una man quando che è la gara podistica e queste cose qua, no? Le difficoltà sicuramente le che de budget, se vogliamo usare l'inglese molto ristretto, una mosina picciola, esatto, una mosina picciola e tante robe da fare, anche tanta voglia magari di fare tante robe, però alla fine bisogna sempre stare attenti che si guarda sempre in scarsella, però insomma si cerca. Insomma già che sia la voglia di fare, insomma non le dut, però le idee insomma è un punto di partenza. Insomma, non le poche. Ma allora anche da quel che diciamo vede qua, sta proprio in te ufficio con la dente che entra, e lo magari qualcosa che la dente la cerca, però non riuscì magari per il tempo, per i volontari magari che noi sempre che manca. La dente la vuole tante robe, la volere tante robe, è difficile da che risponde e da che le dà queste robe. Se parla, non so, da un percorso attrezzato, da un sentiero più fruibile, da tante robe in realtà. Non è facile e non è secondo me neanche solo la Proloco che va da dare una risposta in questi termini, però dall'informazione alla manifestazione che si può fare, l'attività di manutenzione del sentiero, alla collaborazione importantissima con i gruppi come il gruppo Alpini, con la parrocchia e con gli altri gruppi di volontariato che le presenti, cinga alla volta si riesce a fare. A proposito di quel che si riesce a fare e del turismo, mi sa bello e giusto sottolineare sempre una roba, che la Proloco, la si chiama Proloco, vuol dire per il luogo, no? E mi pare giusto che se fate Valk per Caviola, in questo caso perché è la Proloco di Caviola, per il territorio, per noi che viviamo, e la conseguenza ovviamente è che se fate Valk per me, le Val de Bon anche partì, perché non fate per me da Misol, le fate per me Caviola, quindi la conseguenza le che ven Val de Bon anche per chi che viene da fuori. Noi allora ringraziamo il presidente della Proloco de Caviola, Michele Costa, ringraziamo per il tempo che ne sa, per tutto quel che ne ha detto, e che fa un gran in bocca al lupo a ele, naturalmente al Consiglio dei Volontari, per tutto quel che organizzare di giorni futuro.
Vi ringrazio a voi per l'opportunità che ne avete data e volevo cogliere l'occasione per ringraziare veramente tutti quanti chi che partecipa all'attività della Proloco, il Consiglio, chi che l'è stato prima e chi che arriverà dopo di noi, che spero che sia in tanti. Spero. Grazie. Grazie a tutti.